Consigliera. Grazie Presidente. Appreso dagli organi di stampa che l'assessore alla cultura della Giunta regionale ha ricevuto per la propria campagna elettorale 2013 un contributo da parte della cooperativa Bonaventura di Trieste, considerato che tale cooperativa ha deciso di finanziare la campagna elettorale dell'attuale assessore, quando ancora lo stesso ricopriva la carica di presidente del Teatro Miela, gestito dalla cooperativa stessa. Rilevato che solo un anno prima la medesima cooperativa protestava per i diminuiti finanziamenti al settore cinematografico e culturale regionale, aderendo al movimento 1%. Verificato che però tale cooperativa riusciva a trovare nel proprio bilancio una somma pari a 10.000 euro per una finalità non istituzionale come il finanziamento di una campagna elettorale. Considerato che nel programma della campagna elettorale della candidata presidente veniva esposto il proposito di chiudere la stagione dei contributi a pioggia, per un lungo periodo i finanziamenti sono stati assegnati senza criteri in modo indifferenziato, dimostrando quindi la volontà di porre fine a preventive individuazioni puntuali. Verificato come al contrario anche nella legge finanziaria 2014 si è continuato a sostenere e finanziare la programmazione artistica dei soli teatri cui discrezionalmente veniva riconosciuta rilevanza. Appurato che in occasione della seduta di giunta del 6/11/2013, nella quale si è provveduto ad approvare il testo del disegno di legge finanziaria, l'assessore alla cultura non ha ritenuto opportuno astenersi dal partecipare e votare l'approvazione dell'articolo individuante fra gli altri la stessa cooperativa Bonaventura di Trieste quale soggetto da sostenere finanziariamente, verificato come in seguito all'approvazione della citata legge finanziaria tale cooperativa ha visto aumentare di 35.000 euro il finanziamento regionale assegnato, tutto ciò premesso si interroga la Giunta regionale per sapere quante e quali società o associazioni che hanno contributi pubblici, la fonte principale delle proprie entrate, abbiano finanziato la campagna elettorale dei membri di codesta Giunta regionale. Grazie. Grazie a lei. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. Sì, no, ma l'ultimo capoverso, siccome mi hanno dato da leggere, no, vedo che non è, dopo lo dirò a voce. Quindi. La conoscenza dei finanziamenti della campagna elettorale è prevista dalle norme sulla trasparenza e non dalle notizie di stampa. Il contributo in oggetto risulta dal rendiconto del candidato al Consiglio regionale Torrenti, poi non eletto. Il contributo risulta rispettoso della vigente normativa in merito all'elargizione di privati per sostenere le spese elettorali di forze politiche e di semplici candidati. Alla nomina alla funzione di assessore esterno il signor Torrenti si è dimesso sia dalla carica di presidente della cooperativa come da socio della stessa, rimuovendo qualsiasi incompatibilità. Nel merito dei finanziamenti alla cooperativa Bonaventura si può rilevare che nel 2013 il comparto del sistema teatrale a parità di configurazione aveva complessivamente 6.595.000 euro e alla cooperativa Bonaventura venivano concesse risorse pari al 5,14%, ovvero 405.000 euro. Nel 2014 al sistema vengono assegnate risorse per 7.200.000 euro e alla cooperativa Bonaventura vengono concesse risorse pari al 5,11%, ovvero 440.000 euro. In entrambi i casi al di sotto dei 450.000 euro assegnati dalla Giunta negli anni precedenti. Si ricorda per inciso che Bonaventura, cooperativa fondata nel 1989 come soggetto innovativo di sperimentazione multidisciplinare, ha oltre 350 soci che versarono ciascuno $1 milione.
tra i quali il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Teatro Stabile della Contrada, il Teatro Stabile di Innovazione Centro Servizi e Spettacoli di Udine e altri importanti enti culturali, come peraltro ex parlamentari di diverse aree politiche, vari esponenti della vita culturale e economica regionale, ed è cofinanziato dalla Regione in modo continuativo da 24 anni. Detto pertanto dell'assoluta trasparenza della situazione, si ritiene comunque che la riflessione contenuta nell'interrogazione possa essere sicuramente oggetto di un approfondimento, verificando la possibilità e la legittimità in sede regionale di porre dei limiti di finanziamento delle campagne elettorali di forze politiche e o di singoli candidati da parte di enti, anche privati, che hanno rapporti contributivi legati al loro funzionamento con gli enti pubblici. Poi ho visto che c'è un'ultima, questo il foglio che mi è stato passato da leggere e che condivido ovviamente. Poi l'ultimo converso è tutto ciò permesso, si interroga la Giunta regionale per sapere quante e quali società o associazioni che hanno i contributi pubblici da fonte principale delle proprie entrate abbiano finanziato la campagna elettorale dei membri di condesta Giunta regionale. Parlo per me, io me la sono pagata tutta dalla prima all'ultimo euro. Ecco, gli altri non lo so. Presumo tutti. Non lo so. No, di associazioni, io parlo per me. Posso parlare solo per me. Grazie. I finanziatori sono stati pubblicati ai sensi della legge sulla trasparenza. Prego, consigliera, per la replica. Grazie Presidente. Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta del Vicepresidente. È evidente che non ci siano reati o abusi e la mia interrogazione non aveva lo scopo di denunciare degli illeciti. Rimangono però delle questioni appunto di fondo. Allora, è a nostro avviso macchinoso e di difficile comprensione affermare che i soldi del finanziamento di una campagna elettorale non sono quelli ricevuti dalla Regione, ma sono risorse private della cooperativa, in quanto i finanziamenti regionali non sono su progetti specifici, ma sono per l'attività e la programmazione della cooperativa. Al di là di questo, che anche ammettendo appunto che si possano differenziare le fonti e quant'altro, quello che vogliamo sollevare con questa interrogazione è l'opportunità che un teatro, un'associazione, una cooperativa o quant'altro che vive in gran parte di finanziamenti pubblici spenda soldi per finanziare o sponsorizzare insomma un candidato che si propone per un'elezione. Noi personalmente riteniamo di no e ci fa piacere che il Vicepresidente affermi che si voglia affrontare la questione eventualmente ponendo dei limiti, ma rimaniamo comunque dell'opinione che si debba assolutamente escludere dall'accesso a finanziamenti pubblici associazioni, enti o quant'altro che utilizzano soldi per sponsorizzare delle campagne elettorali, amministrative o politiche. E quindi verificheremo quello che proporrà la Giunta in merito e sicuramente ci adopereremo per fare una nostra proposta riguardo a questa questione morale. Grazie.